Antologia della Sardegna ha scoperto il primo gioco multimediale realizzato interamente in Sardegna, opera di due ragazzi di Bonarcado, Paolo Congiu e Romina Malica. In questo servizio vedrete l'intervista ai due autori del videogame e conoscerete Ziu Zizzu, il curioso interprete del gioco che parte dalla Sardegna per arrivare all'antico Egitto con relative pecore al seguito. Quindi che? Casino, pilota ragazzi. Casino, quindi che? Ogni tanto Antologia della Sardegna si ferma per giocare e lo facciamo, pensate, a Bonarcado, ai piedi del Montiferru, là dove il Campidano finisce la sua corsa verso le montagne. Siamo a Bonarcado con Romina e Paolo. Allora ci fermiamo a giocare perché loro sono gli autori del primo, si può dire, gioco del videogames in sardo. Allora dovrei cominciare con Romina e allora proprio siccome oggi vogliamo giocare, allora il gioco si inverte e cominciamo invece con Paolo. Senti, allora, che cosa è? Mi trovo di fronte a che cosa? Allora, Ziu Zizzu è praticamente il primo platform creato con un personaggio sardo, quindi un personaggio tipico. Abbiamo cercato di mantenere proprio tutte le cose caratteristiche della Sardegna, cercando di prendere proprio le cose migliori che ci sono in Sardegna e togliendo tutta la violenza, perché di solito la Sardegna è sempre ricordata per sequestri e le cose brutte. Invece cerchiamo anche di crearla in un modo più simpatico con il nostro videogioco. Allora, raccontaci questa storia di Ziu Zizzu. Parte e dove arriva? Cioè, in che cosa consiste il gioco? Allora, Ziu Zizzu è un pastore che deve portare due caprette alle ovile, però man mano che va avanti cerca sempre di diventare più grande, quindi è costretto anche ad emigrare dalla Sardegna, arrivare fino all'Egitto per comprarsi un po' di pecore un po' diverse da quelle che avevano di solito. Comunque praticamente la storia deve prendere tutto quello che trova nel suo viaggio, però la cosa finale è trovare, forse quello che vogliono tutti, trovare la moglie e poi tanti bambini, come si vedrà nel finale. Bene, allora, non è che c'è dell'autobiografico in questo. Lui la moglie l'ha trovata, questo Ziu Zizzu. Paolo, Romina, figli? Figli. Non ancora, mi pare di capire. Per il momento lo hai aiutato. Senti, questi disegni molto belli li avete fatti voi? Li abbiamo realizzati tutti noi col computer. Abbiamo anche fatto dei fotoritocchi, per esempio dei bei posti che ci sono a Bonarcado, li abbiamo rielaborati e inseriti nel gioco. Senti, questo gioco che è davvero, come definivo prima, il primo videogames in sardo, almeno le figure, perché non parla, la musichetta si sente. A proposito di musica, chi l'ha fatta? No, le musiche le ho fatte io con una piccola tastierina. La tastierina, ecco, basta, ma non scoprire tutti i segreti, perché qui sembra fatto... Utilizziamo anche cose un pochettino più professionali, però la musica di questo gioco è stata fatta proprio con questa tastierina. Quindi un gioco con un gioco, perché una tastierina sembra davvero un gioco. Senti, allora questo Ziu Zizzu che parte, va in Egitto, si prende le pecore, ma sempre per rimanere nel tema del gioco. Ma non facevi prima mandarlo in Australia, dove le pecore magari sono migliori? Perché in Egitto? Ma è strano l'Egitto perché forse è anche una mia passione, proprio la civiltà egizia, quindi è una cosa che mi è venuta da inserire in mezzo al videogioco. Era bello anche graficamente, con un po' di piramidi, cammelli e cose. Senti Paolo, lasciamo un attimo il gioco per dire una cosa seria. Ogni tanto si può anche dire, se due ragazzi giovani come voi a Bonarcado, ecco, sembra impensabile che in un paesino così, cioè io credo che la gente lontana, che non vive la vostra realtà,
pensi che qui si viva solo di allevamento, di pastorizia, effettivamente l'economia vostra, invece c'è gente come voi, voglio dire, giovani che fanno delle cose modernissime. Sono dei giovani che fanno delle cose modernissime che però purtroppo sono disoccupati uguali a tutti gli altri. Bonarcado forse è un paese ricco di tantissime idee che purtroppo non possono andare avanti perché viviamo in Sardegna, la Sardegna purtroppo si sa è sempre, cioè, abbiamo il mare di mezzo. Ti porto via subito il microfono perché stiamo cadendo nel serio e non siamo venuti qua per fare questo tipo di discorsi, le malinconie le lasceremo ad altri tempi, a tempi migliori, e torniamo proprio sul gioco per chiederti come va. Lo avete fatto intanto per fare una cosa originale, nuova, eccetera, ma soprattutto per ricavarne qualcosa. Questo gioco, cioè i ragazzi di Quartus Sant'Elena ci possono giocare? I ragazzi di Quartus Sant'Elena so che ci stanno già giocando, comunque il gioco E di Porto Torres? tutti, stanno giocando già anche a Milano, a Roma, perché è possibile trovare le demo su internet, abbiamo 3 siti direttamente nostri, creati sempre da noi, e poi il gioco è uscito con una distribuzione tramite degli amici di Oristano, però purtroppo i giochi, come si sa, al computer si vende un gioco e poi altri 100 da questo vengono copiati, però per noi è già una grossa pubblicità perché almeno ci conoscono come programmatori e l'intenzione che abbiamo noi è lavorare su questo campo, quindi speriamo anche con questa cosa di videolina che qualcuno ci veda. Sì, sicuramente susciteremo un po' di curiosità. Senti Romina, tu sei la moglie di Ziu Zizzu, in attesa di tornare dall'Egitto carica di figli sopra l'aereo, è il vostro futuro, cioè state già pensando a un altro gioco? Sì, dovevamo fare Zizzu 3D, cioè, visto in 3D, non come questo che è un platform. Cioè spiegalo per chi come me non capisce niente, cos'è il 3D? No, praticamente è uscito anche già un Super Mario in 3D. Noi, siccome questo qua è stato definito un Super Mario sardo anche da articoli che erano usciti sui giornali, adesso tutte le piattaforme stanno utilizzando il 3D anche su PlayStation, quindi speriamo di arrivare molto presto anche su piattaforme del genere. Il 3D ormai ha preso parte, quindi anche noi speriamo di arrivare presto con un Zizzu in 3D che possa girare veramente da ogni parte. Bene, avvertiamo subito coloro i quali, ecco, dopo questo servizio, ma perché chi gioca già lo sa, c'è una cosa molto spiritosa per mantenere questo ambiente ironico e giocherellone. Ziu Zizzu cosa fa? Ogni tanto lancia dei, come si può dire, sembra arieggia, sembra un vulcano che si lamenta, invece ha mangiato molti fagioli, si vedono puff puff. Cosa succede? Infatti se vogliamo sentirla anche gliene facciamo sentire una. Qua. Ecco cosa ha fatto lui. Allora, praticamente lui mangia molti fagioli e la sua aria è l'arma che utilizza, perché abbiamo tentato di mantenere, come dicevi prima, una cosa più ironica piuttosto che legata alla immagine cattiva, brutta e generale che ha la Sardegna, è fatta più di, secondo una vecchia cultura, fatta da gente cattiva, definiamoli così. Ci siamo divertiti un po', poi sembrava abbastanza simpatico come... Capito?